Siamo con Giampaolo Grudin, allenatore del Riunite Villacidro. Mister, oggi è arrivato questo pareggio sul campo del Monte Alma. Volevo sapere se per lei sono 2 punti persi oppure è soddisfatto comunque di questo pareggio. Ma guarda, io penso che il pareggio sia sostanzialmente giusto e non pensavo di venire qui a giocare a Nulvi e giocare una partita semplice. Certo. Sapevo che era una partita molto difficile, ci sono delle condizioni ambientali, vedesi campo, in terra battuta, certo, anche piovuto, quindi con queste pozzanghere, che sicuramente ha creato qualche problema alla mia squadra, che è una squadra comunque molto tecnica. E quindi per quanto riguarda poi il resto abbiamo giocato a viso aperto con i nostri avversari, e alla fine è scaturito questo pareggio che tutto sommato ritengo che poi sia la giusta espressione di questa partita. certo. Mister, oggi comunque c'è stato uno stop, diciamo, con questo pareggio, però la classifica è comunque importante, appunto, con al limite un terzo posto, se tutto, insomma, adesso non sappiamo gli altri risultati. È un campionato che vi aspettavate, cioè volevate fare questo all'inizio dell'anno, avete programmato questo oppure state vivendo un po' la giornata? No, noi non stiamo vivendo la giornata, noi abbiamo programmato all'inizio dell'anno di disputare un campionato di vertice, chiaramente in un campionato che non conosciamo perché noi abbiamo sempre giocato nel girone A, ci siamo ritrovati improvvisamente nel girone B e quindi, ripeto, non conoscevi, non sapevi il valore degli avversari, via dicendo. Abbiamo allestito una squadra che perlomeno per quanto riguardava la nostra competenza poteva essere competitiva. E certamente c'è ancora qualcosa da ritoccare via dicendo, infatti adesso col mercato comunque di dicembre penso che qualcosa in più arriverà, però non siamo soddisfatti e la posizione che occupiamo penso che sia poi il risultato di una giusta programmazione. Certo. Avete giocato contro la Torres appunto a Villacidro, avete perso praticamente al 93esimo con una rete di sera. Volevo sapere secondo lei che cosa avete in meno della Torres, se avete qualcosa in meno oppure, diciamo, siete al loro livello. Ma io non so se siamo a livello della Torres, abbiamo qualcosa in più o qualcosa in meno, sono cose che vedremo poi alla fine del campionato, perché chiaramente quella partita che cosa in quella avete, partita specifica che certo, abbiamo giocato contro la Torres, una partita che abbiamo interpretato a viso aperto, dove sicuramente non ci siamo chiusi in tatticismi né niente, forse il primo tempo un po' contratto da entrambe le squadre, anche visto considerato la posizione che trovavamo in classifica, ma con un secondo tempo che ha visto un netto predominio territoriale da parte del Villacidro, da dove poteva scaturire un gol da un momento all'altro, almeno così sembrava, invece poi il calcio non si è smentito mai, al 93esimo abbiamo subito questa beffa, però ripeto sono cose che nel calcio possono succedere, il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite da disputare. Va benissimo, allora grazie a Giampaolo Grudin e in bocca al lupo per le prossime partite di campionato. Grazie.